Iniziamo con il canto numero 480. Venite fedeli, l'angelo ci invita. Venite, nasce per noi Cristo Salvatore. Venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo il Signore Gesù, la luce del mondo. In una grotta la fede ci guida a Betlemme. Venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo il Signore Gesù. Sull'esempio dei magi nella loro ricerca amorosa del Messia, celebriamo l'Epifania, certi di un incontro rinnovato e rinnovatore con Cristo, luce vera e via sicura per l'edificazione di un mondo riconciliato e giusto perché possa vivere nella pace. Oggi anche ricorre la giornata dell'infanzia missionaria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Sì, il Figlio di Dio incarnato è per noi luce e vita, fratello e salvatore. Grati per questo dono del Padre, riconosciamo le nostre colpe e affidiamoci alla sua misericordia. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Cristo eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, peccati, conduca la vita eterna alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria. Amen. Di giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito. Conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Alla tua croce e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo giudizio. Il Figlio giusto e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Lì penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
di sua storia e tutti per adorare il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re di Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re restò turbato. Riuniti del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, fin sopra il luogo si trovarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. In questa Santa Messa è previsto l'annuncio della Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Vicende del tempo, tutto l'anno liturgico è il grido del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 31 marzo. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, l'inizio della Quaresima, 14 febbraio, l'ascensione del Signore il 12 maggio, la Pentecoste il 19 maggio, la prima domenica di Avvento il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, Cristo che era, che è e che viene, il Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. L'Epifania è una festa di luce, una luce che guida Gesù, una luce che traspare da Lui e veniamo illuminati. Lo splendore di una stella che è grazia divina attrae a Betlemme genti lontane. Esse sono il simbolo di tutti gli uomini, quindi anche di noi, che vanno verso il Signore per ricevere la fede che ci ha fatto conoscere il Signore con l'annuncio evangelico. La venuta del Figlio di Dio, grazie alla disponibilità di Maria, la villa in una mangiatoia di Betlemme. Il profeta Isaia, nella lettura che abbiamo ascoltato, proclama la gloria del Signore che brilla in Gerusalemme, e da Gerusalemme deve brillare in tutto il mondo, in tutto l'universo. Il profeta la vede come il luogo verso cui tutti i popoli devono convergere per lodare, adorare Dio e offrirgli oro, incenso e mirra. L'oro che è simbolo della regalità di Cristo, l'incenso simbolo della divinità di Gesù e la mirra simbolo dell'umanità del Signore. Il profeta Isaia annuncia la venuta del Salvatore e chiede all'umanità di rivestirsi di luce, perché viene la luce al cielo. Con la venuta del Figlio di Dio le tenebre devono scomparire perché risplenda la gloria del Signore. Con la venuta del Messia promesso dopo la disobbedienza, i popoli cammineranno alla luce della grazia. Comprendiamo la solennità di questo giorno che la Chiesa ci chiede di celebrare. È una festa in cui c'è tanta luce, tanta gioia e tanta voglia di vivere l'Eucaristia. Poca luce fuori, ma tanta luce nei nostri cuori. Con noi oggi festeggiano i popoli credenti di tutto il mondo e a questa festa sono tutti invitati, coloro che credono e coloro che non credono, ma che auguriamo un tanto credere. Purtroppo dobbiamo constatare che tanti cristiani oggi non saranno presenti in chiesa a celebrare la messa dell'Epifania. Spero che la pioggia non sia un impedimento. Sia gli ebrei eletti per primi, sia i pagani, tutti siamo chiamati alla fede in Cristo e alla condivisione dell'eredità eterna che ci ha offerto il Redentore, perché la salvezza è universale, è per tutti. Paolo, apostolo, convertito sulla strada di Damasco, auspica che il Vangelo sia accolto dagli uomini con la testimonianza missionaria di tutti i credenti. Il mistero della salvezza promesso dopo il peccato finalmente sia avverato nel tempo fissato dalla provvidenza divina. Che il Figlio di Dio Gesù ha realizzato con la sua passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo, dove ci attende. Da Erode i magi vengono inviati a Betlemme e dall'angelo del Signore
sono avvertiti di non tornare da Erode, perché aveva deciso di uccidere il re dei Giudei. Carissimi fratelli e sorelle, perché un cuore riceva l'invito di Gesù è necessario che sia aperto all'amore e alla verità della fede. Erode non ha seguito i magi, aveva solo promesso che sarebbe una volta conosciuto il luogo. Erode non è andato perché il suo cuore era chiuso, incapace di amare. Quindi e che lo chiamano re. Pensava di essere lui solo il padrone del mondo. I magi, al contrario, avevano tanta voglia di conoscere e incontrare Dio. Hanno messo da parte le loro sicurezze, sono partiti per un viaggio lungo e sconosciuto, dopo avere interpretato come divina una stella tutta particolare, un segno che hanno compreso, ispirato da Dio. Noi oggi siamo qui in chiesa perché il nostro cuore è aperto all'amore della fede, della speranza. E questa gioia noi la vogliamo augurare a tanti cuori indifferenti, bloccati nel credere e che sentono la gioia della grande festa dell'Epifania, della manifestazione, perché alla grotta di Betlemme non ci siano solo i pastori, i re magi, ma tutti coloro che hanno ricevuto almeno già da piccoli il battesimo, la fede. Proclamiamo le verità che Gesù ci ha rivelato e le ha date alla Chiesa e la Chiesa continuamente le trasmette a noi. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio,
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Nella persona dei magi, Dio offre a tutti che giunti la nostra preghiera. Diciamo insieme: o Cristo, luce del mondo, ascoltaci. O Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per la Chiesa diffusa su tutta la terra, illumini i popoli con la solidità della sua testimonianza e annunci con fede intrepida la verità del Vangelo. Preghiamo. O Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per le nazioni che cercano giustizia e pace, abbiano governanti saggi che assecondino l'opera evangelizzatrice della Chiesa, apportatrice di speranza e di riconciliazione. Preghiamo. O Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per i bambini e i ragazzi che nella freschezza dei loro anni accarezzano sogni di bene e di pace, li custodiscano con la preghiera vita preghiamo. Per quanti hanno perso la speranza, la grazia divina dissipi le loro tenebre e li disponga a trovare Gesù pienezza di vita e di gioia. Preghiamo. O Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per la nostra comunità, oggi la nostra preghiera si dilati agli orizzonti del mondo e deponga nel cuore di Cristo le fatiche, le speranze e le necessità dell'umanità intera. Preghiamo. O Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Splenda anche su di noi, o Padre, la luce della fede che guidò i magi verso il tuo Figlio e fa che da essa illuminati e guidati camminiamo sicuri verso il tuo regno, per Cristo nostro Signore. Sei tu, Signore, che hai avuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, noi nostra colpa, e purificaci dal nostro peccato. Sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo, Signore nostro, e di vive regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre. Padre Santo, Dio onnipotente, oggi ha rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine di cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E di l'esecuzione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso
con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi, ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle dei con questo di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo perché tutti gli uomini entrino nella luce del Cristo risorto. Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbia la tentazione. Signore, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati. La comunione del tuo corpo e tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia e bontà, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua Canto numero 449.
lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, Cristo Signore. Ti amo e t'adoriamo, Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti doniamo la nostra vita, ti doniamo la nostra vita, ti doniamo la nostra vita, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Diamo a te tutta la gloria, diamo a te tutta la gloria, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore.
Preghiamo. La tua luce, o Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi per Cristo nostro Signore. Oggi, solennità dell'Epifania, e domani, domenica, le messe orario festivo. Quindi vogliamo essere presenti a esprimere la nostra riconoscenza a Gesù nel giorno domani in cui ricordiamo il battesimo di Gesù, ma anche il nostro battesimo. Benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa e di San Giuseppe, ricordiamo Dio che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi e sui vostri cari la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. Voi che seguite Cristo, come le cure di essere luce per i vostri fratelli. Come i santi magi guidati dalla stella al termine del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo Signore, luce da luce. E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. Il canto 462. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al cielo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare, oh Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato, a te che sei del mondo il creatore, mancano panni e fuoco, oh mio Signore. Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, già che ti fece amore povero ancora, già che